Rientriamo in questo studio ideale dedicato all'analisi dell'agricoltura veneta e, come promesso, ai nostri microfoni l'amministratore unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato, che è qui con noi, che mi aiuta un po' a capire se dobbiamo davvero essere felici o se tra questi numeri poi ci sono un po' degli inghippi. Intanto ricordiamo la produzione agricola veneta 2010 pari a 4,8 miliardi di euro, con un più 7% rispetto al 2009, ma fa ben sperare anche questo più 8% negli occupati. Soprattutto dopo un biennio bruttissimo che è stato proprio preso in considerazione anche dal punto di vista della congiuntura mondiale, che aveva creato notevoli disagi, vedere questo 7% in più a livello del mondo agricolo logicamente per noi è opera di conforto. Presidente, 8,2 milioni di ettolitri di vino prodotti, un più 2% anche nelle tonnellate di uva prodotte, che sono 1,1 milioni. Beh, insomma, nicchia però lei dice, quindi grande specializzazione, grande valore aggiunto. Grande valore aggiunto soprattutto perché l'Italia è uno dei paesi logicamente maggior produttori a livello vitivinicolo, ma la soddisfazione è che la regione Veneto è la prima regione a livello nazionale per produzione e per esportazione, ma è quella che viene anche considerato il quarto stato europeo, il Veneto, proprio come produzione di nicchia, di mercato, di alta specializzazione, di valore aggiunto a quello che è il settore vitivinicolo, ma soprattutto che sta avvicinando un mondo enologico ben definito a questo settore, per cui lascia ben sperare anche da parte di giovani un inserimento in questo tipo di mercato. Presidente, l'etichettatura obbligatoria sta diventando, perlomeno qui in Italia, una realtà grazie alla nuova normativa. Anche questo aiuterà ovviamente l'avvicinarsi anche del consumatore all'agricoltura veneta. Adesso bisogna far sì che la nostra gente inizi a consumare quello che io tante volte dico, quello che è il prodotto sotto casa nostra. Bisogna dare una mano proprio ai nostri produttori e alle aziende, consumando tutto quello che per quanto possibile è certificato a livello nazionale, è certificato a livello veneto. Non dico di non consumare prodotti provenienti da altri paesi europei, ma avete visto soprattutto in questi ultimi giorni cosa sta succedendo. Fidatevi di quello che avete sotto casa, darete una mano ai nostri produttori, darete una mano ai nostri allevatori, darete una mano al nostro mondo agricolo, ma soprattutto avrete più sicurezza sulle vostre tavole per i vostri figli. Proprio per questo bisogna ascoltare il consiglio dell'amministratore unico di Veneto Agricoltura. Grazie, e ascoltando questo consiglio, ovvero leggiamo l'etichetta, scegliamo ovviamente consapevolmente, e se scegliamo Veneto aiutiamo le 77.500 aziende che operano nel nostro territorio. Grazie Presidente. Grazie a voi tutti. Ora ci fermiamo qui, un po' di pubblicità e poi ritorniamo con l'analisi invece dell'assessore regionale Franco Manzato. Rimanete con noi. E rientriamo per un attimo in Corte Benedettine per parlarvi ancora di burocrazia. Stiamo raggiungendo l'assessore Franco Manzato, anzi con lui vogliamo parlare di sburocratizzazione. A tra poco. Il vino che presentiamo oggi è la marca Prosecco Cuvée di OCG. Denominazione di origine controllata e garantita. È un extra dry, questo significa che abbiamo un leggero residuo zuccherino presente. Il colore, certamente un colore tipico di questo vino, questo giallo paglierino con bagliori verdolini. Bella poi anche la corona di spuma presente e che abbiamo visto in fase di servizio. Al naso, certamente al naso questi profumi legati un po' al mondo di quello che è il prosecco, cioè la mela, la pera, certamente anche delle note vegetali. Sono presenti però anche delle preziose note di lieviti, intrigante e preziosi. In bocca. In bocca si fa sentire una sua acidità, una sua, tecnicamente la chiamiamo freschezza, certamente lungo, prezioso, però ecco, questa sua freschezza è tipica di questo vino, che poi però trova una sua morbidezza in equilibrio perfetto. È certamente un vino che potremmo abbinare con dei primi piatti, in particolare anche dei primi come un risotto di pesce, e servito tra i 6 e gli 8 gradi centigradi. Evviva!
Valdobbiadene, Prosecco superiore di Cartizze, un cru tra le colline di San Pietro di Barbozza, Saccol e Santo Stefano di Valdobbiadene. L'azienda è Le Culture. Un perlage minuto e persistente accompagna questo spumante. Lo accompagna nella sua brillantezza e che dona poi un tocco veramente elegante per quanto riguarda un colore. Il colore è giallo paglierino con tenori o tonalità verdoline. Un naso importante, un naso fruttato che si esprime in tutta quella che è la tipologia della frutta bianca, dalla pesca bianca, dalla pesca gialla, piuttosto che all'albicocca, piuttosto che alla mela acerba, ma vorrei dire importante. Aggiungerei agrumi da questo punto di vista, quindi un olfatto fine e fragrante. È un dry, abboccato, armonico in quel dosaggio degli zuccheri che in ogni caso dimostra freschezza e sapidità, grande eleganza per quanto riguarda anche il tocco, per così dire, gusto olfattivo. Abbinamenti, direi zuppe, direi tortelli di zucca, direi zuppe di pesce, temperatura di servizio 7-9 gradi. Prima uscita ufficiale per l'asparago di Badoere IGP, ospite a Verona alla fiera Geo Oikos. Un'occasione importante per promuovere la neonata IGP trevigiana. Qui hanno preso parte l'amministrazione comunale, la Proloco di Morgano e il Consorzio di tutela dell'asparago di Badoere. Grande soddisfazione per il sindaco di Morgano Elena Basso, che lancia un chiaro messaggio ai coltivatori. Per poter crescere bisogna che comunque gli agricoltori capiscano che tutelare il prodotto della terra dove operano è la cosa essenziale. Al giorno d'oggi bisogna proprio tutelare un prodotto per vedere nel futuro ampliarsi il fatturato. Opinione condivisa dal Consorzio di tutela, che invita gli agricoltori ad associarsi per valorizzare il prodotto e salvaguardarlo dagli asparagi non appartenenti all'area geografica protetta. Il presidente Antonio Benozzi mostra ottimismo alla luce dei dati finora pervenuti al Consorzio. Siamo già soddisfatti in un certo senso, perché dai 7-8 fondatori che eravamo siamo arrivati a 22, di conseguenza siamo qualcosa di più, ma c'è la potenzialità per arrivare a molto di più. La valorizzazione dell'asparago IGP è un interesse condiviso non solo da chi lo coltiva, ma anche da coloro che lo presentano sulle tavole e possono trarne una soddisfazione economica. Questo è il commento del sindaco Basso. Il nostro prodotto, oltre a essere ovviamente un prodotto della terra e dà soddisfazione ai nostri coltivatori, sarà sicuramente un prodotto che darà molte soddisfazioni ai ristoranti, agli agriturismi e a tutti coloro che comunque con questo prodotto avranno a che fare.